Miei cari confratelli, mia carissima famiglia salesiana, carissimi amici e amiche giovani del carisma di Don Bosco nel mondo, ci troviamo alle porte della Settimana Santa e alle porte di una Santa Pasqua che sarà senza dubbio speciale, del tutto particolare. Perché particolare? Perché qualche ora fa il Santo Padre ha messo la firma sul decreto che riconosce il miracolo consegnato, riconosciuto nella figura del Beato Artemide Sati. Vuol dire che il cammino per dichiarare la data della sua canonizzazione è già un cammino aperto e prossimo. Ringraziamo anzitutto a Dio nel suo amore alla Chiesa, nel suo amore naturalmente alla congregazione salesiana con la figura del nostro confratello Artemide Sati e a tutta la famiglia salesiana. Ringraziamo al Santo Padre e io dirò per la sua finezza, per la sua sensibilità verso la santità in tutta la Chiesa. Una santità che oggi la Chiesa riconosce in un altro santo, una santità che anche il Santo Padre ha chiamato tante volte santità nascosta della porta d'accanto, però che oggi è una santità di questi santi che la Chiesa riconosce come figura del tutto particolare e speciale. Il nostro carissimo Artemide Sati è una figura bellissima perché è il primo santo della congregazione. Vi direte come è possibile? Sì, Don Bosco evidentemente è il santo, ma è il santo fondatore. Domenico Savio è il ragazzo santo che esprime la bellezza della pedagogia e il cammino di santità che proponeva Don Bosco ai suoi ragazzi. I nostri martiri hanno avuto un altro percorso di santità martiriale con il proprio sangue, la morte. Allora questa figura bellissima del nostro confratello Artemide Sati, pronto santo, che è anche salesiano laico, salesiano coadiutore, lo fa anche più bello ancora, penso io. E abbiamo tanti motivi nella nostra congregazione per dire oggi grazie al Signore per questa figura di santità laicale consacrata all'interno della nostra congregazione. Un nostro confratello che ha vissuto nella quotidianità e nella semplicità questo cammino di santità e che ha vissuto fortemente la comunione con la croce del Signore, che ha imparato a lavorare fortemente nel suo paesino italiano e che ha imparato cosa significa essere emigrante. Con 15 anni migrava con i suoi verso l'Argentina, aspettando una terra migliore per una vita migliore. Un aspirante salesiano che è stato colpito dalla malattia della tubercolosi perché ha fatto l'assistente sanitario di un giovane salesiano prete e la malattia ha colpito anche Artemide. Lui che ha vissuto la donazione tutti i giorni nel servizio come infermiere nell'ospedale a Viedma e lui che ha sofferto fortemente quando quel santo posto è stato lasciato distrutto perché c'erano altre intenzioni e finalità e hanno dovuto spostarsi e cominciare un altro piccoletto ospedale. E lui stesso che ha vissuto la malattia e la croce nella malattia del cancro. Questo è stato il percorso semplice ma molto bello del nostro caro confratello Artemide Sati.
finisco perché avremo altre opportunità prossimamente per mostrare la bellezza di questa figura che anzitutto richiama vocazionalmente a una vita di donazione, una vita di servizio, una vita anche consacrata come è stata la sua, una vita come salesiani coadiutori, tantissimi richiami, ma che io soltanto sottolineo di questo modo. In questo anno, con la grande figura del gigante che è San Francesco di Sales, la grande figura che è Don Bosco, che ha vissuto una quotidianità bellissima nella donazione ai suoi ragazzi, anche Artemide Sati ha vissuto questa santità di un modo molto particolare, nel quotidiano, nel servizio semplice, umile e anche simpatico ai ragazzi e alle famiglie, ma anzitutto agli ammalati. Motivo certamente, di nuovo dico, per dare un grande grazie a Dio per questo dono della santità nella Chiesa e questo dono della santità nella persona del nostro confratello Artemide Sati, salesiano coadiutore. Grazie a tutti. Ciao.